Imperia e Bra a loro modo cercano punti, gli uni per allontanarsi dalla zona pericolo, gli altri per rimanere attaccati al treno playoff. 2 sconfitte nelle ultime 3 per i padroni di casa, 3 nelle ultime 4 per i piemontesi. Imperia che parte forte con 2 calci d'angolo che creano pericolo dalle parti della porta ospite, il primo da sinistra con Castaldo, il secondo da destra con Montanari. Dolcetto scherzetto, il nostro Fabio Molinari sceglie di farci il secondo e il primo gol dell'Imperia di Petti lo possiamo solo raccontare. 1-0 nella prima frazione, decisamente meglio la sintesi del nostro corrispondente da Imperia nel secondo tempo, film che inizia con rigore reclamato da Giglio per un atterramento in area piemontese. Brivido Bra con il tiro cross di Marchione che attraversa tutta l'area di rigore. Al 40° con i giallorossi in disperato forcing, Cassata può liberarsi in contropiede, quasi 60 metri palla al piede per il numero 11 che è appena entrato in aria, sterza, controlla ancora e infine batte Guerci per il classico 2-0 in inglese, che è anche il risultato con cui termina la gara del Ciccione. Ci sarebbero ancora 2 occasioni per Coppola e ancora per Giglio, ma quel che conta sono i 3 punti per i nerazzurri che tornano a respirare, si allontanano dalla zona pericolosa e attendono la trasferta di Genova con Ligorna della prossima settimana.